Salve a tutti, vediamo ora molte idee su come invertire le formule. Adesso non importa che conosciate cosa rappresentano queste formule, vediamo solo come invertirle. Spesso qualcuno ha qualche regola per invertire formule con tre quantità, però quello non basta perché ci sono anche tanti altri tipi di formule. Quindi vediamo un metodo generale. Allora, noi dobbiamo sempre pensare che abbiamo un lato sinistro e un lato destro rispetto al segno di uguale. Allora, adesso noi qui in questa formula cerchiamo S. Dobbiamo toglierci via questo t, ma scrive S diviso t. Allora dobbiamo fare per t. Qui a sinistra dobbiamo fare V per t e a destra S diviso t per t va via e troviamo S. E adesso un altro principio, noi possiamo isolare quello che cerchiamo anche a destra volendo, non per forza a sinistra, perché adesso possiamo ragionare così: il lato sinistro è uguale al lato destro, allora il lato destro è uguale al lato sinistro, quindi S è uguale a V per T. Va bene, adesso vediamo sempre la stessa formula, però che cerchiamo la quantità al denominatore. Allora, intanto è utile portarlo prima al numeratore, quindi andiamo a moltiplicare con t, come avevamo iniziato anche a fare lì. E allora, qui a sinistra abbiamo v per t e qui s diviso t per t va via. Così adesso non è, la quantità che cerchiamo non è più sotto e sopra. E adesso qui abbiamo v per t e noi vogliamo che rimanga soltanto t, allora dobbiamo dividere con v. Allora qua v per t diviso v va via e rimane solo t, e qua dobbiamo fare la divisione, s diviso v, ma scriviamo come frazione s fratto v. Va bene, adesso vediamo altri esempi. V al quadrato meno V0 al quadrato è uguale 2 a S e vogliamo trovare V0. Intanto qua è anche al quadrato, quindi si va una cosa alla volta. Prima troviamo V0 al quadrato e poi vedremo quanto è V0. Allora, qui dobbiamo ragionare così: dobbiamo vedere quanti termini abbiamo. Questo un termine, questo. Noi intanto dobbiamo in qualche modo isolare questo termine qua che contiene V0. Allora, visto che c'è questo meno, una buona idea può essere portarlo dall'altra parte, così quel meno diventa un più. Non è necessario, potrei anche isolare meno v0 al quadrato e poi moltiplicare tutto meno 1, ma forse è più facile così. Quindi questo termine sta al lato sinistro dell'uguale, lo portiamo al lato destro, quindi diventa più v0 al quadrato. Allo stesso tempo questo 2 a s, che è il lato destro, lo portiamo al lato sinistro, diventa meno 2 a s. Invece questo v al quadrato era a sinistra dell'uguale e rimane a sinistra dell'uguale, quindi rimane così com'è. Adesso, stesso principio, perché cerchiamo v0, allora lato sinistro uguale lato destro, quindi lato destro uguale lato sinistro, v0 al quadrato è uguale a v al quadrato meno 2s. E adesso, perché noi cerchiamo v0 e qua scrive v0 alla seconda, noi dobbiamo fare la radice quadrata, perché la radice di v0 al quadrato è v0. E qua scriviamo semplicemente radice di tutta questa espressione. Boh. Vediamo altro. Se dobbiamo invertire s un mezzo a t al quadrato, vogliamo trovare t. Allora, intanto, una cosa alla volta, bisogna prima trovare t al quadrato. Comunque, allora, questo un mezzo disturba abbastanza, dobbiamo toglierlo. Noi potremmo anche scrivere qua l'intera equazione, entrambi i lati diviso un mezzo. Si potrebbe fare, però qua avremo s diviso un mezzo, cioè si può fare, ma è più complicato. È molto più facile moltiplicare con 2. Sì, boh, ho anche scambiato i lati destro e sinistro, ok? Allora qua ho scritto lato sinistro uguale lato destro uguale lato sinistro, vabbè, li ho scambiati. Comunque, questo che volevo dire: invece di dividere con un mezzo, qua ci ritroviamo con s diviso un mezzo. Allora, invece di fare così, è più facile moltiplicare con 2, perché un mezzo per 2 si eliminano, questo 2 con questo 2, e questo va via e rimane at al quadrato. Qua s per 2 è 2s. Visto che cercavamo t, allora questo a dobbiamo togliercelo, e a per t al quadrato dividiamo con a, e quindi a per t al quadrato diviso a rimane t al quadrato. Qua abbiamo 2s fratto a. Come prima abbiamo t al quadrato è uguale a un'espressione, allora t e basta, senza il quadrato dobbiamo fare la radice quadrata, radice di questo. Boh. Poi abbiamo
questa formula A è V meno V0 fratto T e dobbiamo trovare questo V. Ma noi vediamo che qui dentro il numeratore abbiamo due termini. Allora, per prima cosa isoliamo l'intero numeratore, poi andiamo avanti. Allora, quindi togliamoci via questo T, moltiplichiamo per T. Allora, A per T, e qua, come prima, diviso T per T, va via. E abbiamo V meno V0. Ci interessa V, allora questo meno V0, questo termine lo portiamo dall'altra parte dove diventerà più V0. Quindi V0 più a T è uguale V. E adesso il lato sinistro uguale al lato destro uguale al lato sinistro, V e V0 più AT. Boh, poi abbiamo questa formula qua, poi comincia a diventare più complicato, noi cerchiamo T e si trova sia qui sia qui. E allora qua l'unica cosa da fare è moltiplicare con la parentesi entrambi i lati, m1 per T, m1 per meno T1 è meno m1 T1, al lato destro m2 T2, m2 per meno T è meno m2 T. E adesso abbiamo questo termine e questo termine che contengono ciò che cerchiamo e quindi li portiamo tutti e due a sinistra, ad esempio. Qui m1t era già a sinistra, lo lascio così com'è. Questo termine lo porto dall'altra parte, diventa più m2t. Questo termine, che non contiene ciò che mi cerco, questo meno m1t1 lo porto al lato destro, diventa più m1t1. Questo m2t2 era già a destra, rimane a destra. Adesso qui, visto che cercavo T, raccolgo T e in parentesi cosa ho? M1 più M2, questo a destra rimane com'è, e adesso perché cercavo T moltiplica questa parentesi, allora divido proprio con quella parentesi, così T per quella parentesi diviso quella parentesi è solo T, e ho questa espressione fratto tutto quello con questa parentesi. Va bene, vediamo ancora un esempio. Abbiamo A1 alla terza fratto T1 alla seconda è uguale a 2 alla terza fratto T2 alla seconda e cerchiamo questo T1. Qua, visto che T1 qua è il denominatore, abbiamo una frazione uguale a un'altra frazione, la cosa che conviene fare di più all'inizio è semplicemente ribaltare entrambe le frazioni. Se due frazioni sono uguali, anche se le ribaltiamo varrà ancora l'uguaglianza. Ribaltiamo numeratore e denominatore. Può sembrare strano a qualcuno, ma se no potete pensare così, che a entrambi i lati dell'equazione elevo alla meno 1. Che significa questo da invertire? Boh. Allora adesso, visto che cercavo T1, voglio eliminarmi questo denominatore, allora moltiplico tutto con 1 alla terza, che va via. Qui ho T1 alla seconda e questo a 1 alla terza, lo moltiplico tutta sta cosa, allora a 1 alla terza posso metterlo insieme a questo a 2, a 1 alla terza fratto a 2 alla terza, per T2 alla seconda. Adesso T1 è alla seconda, faccio la radice quadrata e faccio la radice di questo per la radice di questo. Perché faccio due radici separate? Perché questa è alla seconda, quindi radice di T2 al quadrato è T2. Quindi metto qua T2 e qua lascio radice di... Ah sì, ancora questo, che qui avevamo A1 alla terza fratto a 2 alla terza, non è obbligatorio, ma si può scrivere come A1 fratto a 2 tutta la terza. Va bene. Probabilmente questi non sono proprio tutti gli esempi, ma insomma sono molti e comunque potete cercare sul mio canale tanti video di fisica dove ho invertito tantissime formule. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.